Ecco, ci troviamo in Villa Comunale a Portogruaro, si è appena concluso il referendum per la nuova Costituzione in Marocco. Siamo assieme lei è il Presidente del seggio? Sì, sì. Ecco, allora ci può dire quali sono i risultati del portoghese? Perché qui, ricordiamolo, sono venuti a votare anche da San Donà, dal San Donatese. Sì, sì, certo, tutte le persone che abitano vicino a Portogruaro e che non hanno potuto votare ieri a San Donà sono venuti oggi a votare a Portogruaro, visto che oggi è domenica, tutti sono a casa e sono venuti a votare. E quindi, se vuoi, vi do anche i numeri. Le persone che hanno votato sono 297, il sì è 289, il no sono 5 e quelli annullati sono 3. Sì, sentendo questi dati si può dire che andiamo in linea con quello che è stato anche il voto in Marocco, anzi addirittura un po' di più, perché si sono sfiorato, passato il 98% in Marocco per il sì. Io ho letto sulla stampa che lei stesso consigliava, cioè, nessuno era per il no, anche chi era all'opposizione, perché so che c'è stato un comitato nominato 20 febbraio che però non diceva no, diceva l'astensione, anche per dar voce alla controparte, perché dicevano, insomma, volevano qualcosa di più. Lei si ritiene soddisfatto, lo considera un piccolo passo ma importante o si poteva fare di più? No, io lo considero un passo molto importante nella vita politica del Marocco. Da quando è venuto il re Mohammed VI al potere sta lavorando il paese, tutti lo sanno, tutto il mondo lo sa, tutte le donne lo sanno, addirittura lo chiamano in Marocco il re dei poveri, perché si interessa ai poveri. E da quando è al potere sta lavorando, noi li vogliamo bene, abbiamo votato il sì perché vogliamo che il nostro paese arrivi a un livello europeo, quello che vogliamo noi. In pratica si vuole modificare la Costituzione, il sì si va su questo indirizzo, però qualcuno dice che comunque il potere è sempre quasi tutto in mano al re e non è cambiato poi molto. Cosa controbatte a questo? Io dico nessuno è perfetto, nessuna Costituzione al mondo è perfetta, anche si fa il massimo. Le cose si fanno un po' alla volta, passo per passo e dopo si arriva. C'è qualcosa che ritiene di dire sulla comunità del Marocco come integrazione nel Veneto? Stiamo larghi, non solo nel portoghese. Si pensa che sia bene integrata? Io parlo in generale, la prima generazione è andata così e io conto sulla seconda generazione, i bambini che hanno studiato qui, quella è la generazione che può integrarsi. Noi siamo venuti qua in cerca di lavoro, c'è qualcuno che si è integrato e qualcuno che non è riuscito a integrarsi, perché è un mondo nuovo per noi arrivare in Italia e in Europa. Siamo arrivati da un altro mondo, da un'altra città, da un altro stato. I nostri figli sono cresciuti qua. E quindi la seconda generazione, è quella che... E mi viene in mente, sentendola parlare appunto di nuove generazioni, che a Portogruaro nel 2011 i primi nati sono stati una coppia di gemelli del Marocco. Leggevo proprio ieri, sono nati alle 3:44, pesavano 3 kg, era una coppia di gemellini, perciò a Portogruaro i primi nati sono del Marocco, magari è da buon auspicio. Lei, per concludere questa breve intervista, cosa si può augurare per la sua comunità? Un qualcosa in più di quello che magari non è stato detto. Il voto è andato come voi pensavate sul referendum. Sì. L'integrazione, il lavoro in Italia, la discriminazione, qua vede che c'è ancora da lavorare su questa cosa qua. Che c'è da lavorare ancora. Io l'appello che faccio a tutti i miei paesani, un buon cittadino e un bravo ambasciatore per il suo paese. È il comportamento che conta. Bene, allora io la ringrazio e magari speriamo di vederci con un po' di più tempo per parlare un po' più a fondo la prossima volta. Grazie. Certo.